formazione online. Con che scopo? Lo scopo di formare, diciamo, gli operatori, dando degli strumenti che si sono, come dire, anche un po' consolidati dall'esperienza dei nostri SERD, dei nostri servizi, per dare gli strumenti appunto ai titolari delle case dove sono presenti strumenti di gioco di prevenzione, e cioè nel momento in cui la persona intercetta e capisce che ha di fronte a sé un giocatore patologico, con ansie, con problemi e che con fragilità che spesso ci accompagnano, diciamo, a questo fenomeno, ha il dovere, diciamo, di intervenire e di segnalare la questione, la difficoltà, il disagio, ovviamente alla persona, cercando di indirizzarla ai nostri servizi, affinché poi con anche un supporto da parte dei nostri esperti, dei nostri tecnici, ci sia una presa in carico da parte dei nostri SERD. Stiamo parlando di gioco legale, quindi non stiamo combattendo il gioco illegale, stiamo parlando di un fenomeno che ha dei dati e dei numeri comunque impressionanti. Stiamo parlando, per quanto riguarda la nostra regione, di un gioco pro capite superiore ai 1.000 euro, 1.192 euro, è il dato del 2022 del quantitativo appunto delle risorse spese per ogni veneto, è in forte crescita, perché nel 20 erano 719 euro, 830 nel 21 e 1.192 nel 22, quindi un dato che poi nelle slide adesso ci saranno una serie di numeri, quindi avete modo poi anche di capire qual è il fenomeno. Siamo la prima regione per videolottery, sono questi macchinari che giocano, diciamo, collegati a un sistema centrale di 12 diciamo, di queste sale per 10.000 abitanti, quindi una cifra impressionante. Parliamo di soldi buttati al vento per oltre 1.200.000 euro nel 2022 stimati, rispetto a un gioco che si attesta a circa 5 miliardi all'anno per quanto riguarda il Veneto. Adesso nel dettaglio avremo modo di vedere e chiarirci. Sì, adesso vedete i dati nel dettaglio, volevo solo dare qualche anticipazione per far capire gli importi, che sono importi veramente importanti. Quello che ci tenevo a sottolineare è che prima che diciamo la patologia diventi una vera e propria malattia, il nostro compito, e con questa iniziativa che presentiamo oggi, è proprio questo, è di cercare di prevenire appunto questi fenomeni di fragilità che portano poi anche a un degrado sociale importante, una presa in carico poi sanitaria e sociale, che sono una vera disgrazia che può capitare appunto nel momento in cui soprattutto poi queste patologie si sommano ad altre difficoltà di difficoltà sociale, di inserimento sociale, quindi è un lavoro importantissimo, insomma. Quindi ringrazio il dottor Margutti che coordina, diciamo, questa iniziativa per la nostra azienda, e ci auguriamo che questa iniziativa porti poi anche dei frutti proprio a livello di prevenzione, e questo è l'obiettivo che ci poniamo, insomma. Quindi di intercettare giovani, che anche questo è un fenomeno in aumento, e di ragazzi che giocano, e quindi di poter intercettarli, spiegare che come dire, che andare oltre diventa poi un aspetto difficile, anche poi la linea diventa difficile poi come dire, tornare indietro, cioè nel momento in cui si è oltrepassato il limite la difficoltà è in aumento, quindi anche la presa in carico poi in questi anni anche questo ha segnato un netto aumento, purtroppo. Quindi se vuoi intanto, Ermanno, iniziare a spiegare un po' e mostrare i dati, così poi nel dettaglio avete i numeri precisi Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono, e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.